la carta stampata, la crisi, quale editoria per il futuro? Un'editoria come quella che si intravede già oggi, che non ha più confini tra il web e la carta, che pensa a un giornale unico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con il nastro delle vicende contemporanee che scorre sul sito e poi gli approfondimenti della giornata, i grandi reportage, i commenti, i servizi speciali che vanno sulla carta. È la carta che rimanda al sito, il sito che interagisce con i lettori e riporta tutto il meccanismo a ricadere sulla carta. Un giornale unico che infatti non per caso nel nostro caso si chiama Repubblica e Repubblica.it. Il giornale online, il vostro giornale fa molti contatti, milioni di contatti, però ancora non basta per far cassa. No, fortunatamente Repubblica.it è in attivo, è uno dei pochi giornali online che è in attivo. La pubblicità che è in crisi nel nostro paese per la crisi economica, è in crisi in tutto il mondo in cui viviamo, per la crisi è tuttavia in crescita sul sito e sui vari siti italiani. Quindi penso che a regime il sistema si regga, se si ha la capacità di fare un sistema integrato, perché la carta rimane il cuore di tutto e internet rimane la postazione più avanzata, quella della sperimentazione, del mondo nuovo, di generazioni nuove. Io credo che ci sia la possibilità di tenere in equilibrio i due mondi. Il mondo del giornalismo è in crisi, cosa diciamo a questi giovani per il futuro? Ai giovani diciamo che c'è bisogno di informazione, oggi più di ieri, che i cittadini vogliono partecipare, vogliono conoscere, non si accontentano dei risultati finali, vogliono conoscere i vari passaggi dei meccanismi decisionali. C'è spazio per questo mestiere fatto bene e lo si può fare in modo libero e pulito.